Tuscany Bike Experience è un progetto della promozione albergatori di Montecatini. Attraverso questo progetto è stato realizzato un portale che contiene dei percorsi cicloturistici concepiti, studiati e tracciati in modo e maniera da poter toccare molti dei punti di interesse che la nostra zona può offrire. Abbiamo anche una offerta ricettiva specializzata per i cicloturisti attraverso bike hotel. Questi bike hotel possono offrire servizi dedicati, custodia biciclette, lavaggio, lavanderia e fornire anche assistenza per la descrizione degli itinerari che possono essere fatti. Oggi partiamo dal centro di Montecatini per raggiungere il Padule di Fucecchio. L'itinerario che andiamo a fare percorrerà inizialmente le strade qui cittadine per poi arrivare nell'area del Padule, dove percorreremo delle strade a basso traffico, delle strade bianche e delle strade che passano sopra gli argini. Questo è il velodromo per i ragazzi che si vogliono allenare, le squadre ciclistiche e anche per i semplici turisti che vogliono venire a fare due giri. Still I want an autograph. Start again and come back. Yeah. Uscendo dal velodromo siamo direttamente in Padule, dove ci sono strade percorribilissime, senza traffico. È un posto molto interessante per chi ha voglia di pedalare. Siete al porto Casin del Lillo, che è uno dei porti più popolari del Padule di Fucecchio, più antico forse anche, e il Padule di Fucecchio è l'area umida più importante d'Europa di quelle interne, 1800 ettari. Nel Padule di Fucecchio viene praticata la pesca, la caccia. Questa è una parte della riserva naturale del Padule di Fucecchio. La riserva naturale è divisa in due parti, una si chiama Le Morette, l'altra Righetti. Noi siamo nell'area Righetti, che è la parte più a nord. The reserve is 200 hectares, but the marsh is very large. In questa breve visita noi andiamo all'osservatorio, a uno dei due osservatori per il birdwatching. It's nice after yesterday because yesterday we used the muscles. Today it's more relaxing, more discovering nature. It's nice, but I enjoy the mud. If there's mud with the mountain bikes, it's nice. I put some mud on the mountain bike today. You can really see the mountains on the background, and it's wonderful. It's a perfect weather to visit the marshlands. Andiamo a rilassarci all'interno del complesso Grotta Giusti, faremo un light lunch salutare, dopodiché ci immergeremo nell'acqua termale. This is the really a special part of thermal and relaxing time after bike ride. Inside the grotto, the temperature is between 34 and 36 degrees. And for this, I want to say that it's very important for the bones and the muscles. And also very therapeutic for the brain. Dai, è un posto bellissimo, davvero, cioè unico. E poi è così rilassante alla fine, se riesci veramente a superare il momento del caldo, ti rilassi a tal punto, io mi stavo addormentando. Would be 33 degrees, but this isn't 33 degrees. That one is just not.
Tettuccio Spa, the first important building in Montecatini. This born in 1927 for drinking the water. This water important for cleaning the liver, and many people come here every day for therapy. Well, it was again a great day of cycling, and we've seen really much, and also the spa was really great. And now we are looking forward to some really great meat and probably really great food and wine.